italiano, sì. No. No. Ah, dicevo io c'era qualcosa. Perché non siete di qua, giusto? She's a little bit Italian. Tu sei di qua? No, io non sono di qua, ma parlo un poco italiano. Un po' con di dove sei? Sì. Rotterdam, Olanda. Rotterdam. Sì. Mentre tu? Olanda. Olanda pure, Rotterdam lo stesso. No, Groningen. Chi? Groningen. Groningen. Ah. Mentre tu? Rotterdam. Rotterdam. Yeah. Paese suo. Come ti chiami? Come Sorry? ti chiami tua? Sonia. Sonia? Yeah. Bel nome, Sonia. Quanti anni c'hai? Oh, 29. 29, Rosa? Vuoi sapere quanti te ne do? 19. 29, 29. Sì. Comunque li porti bene comunque. Complimenti. Ah, grazie. E tu? Sono Ida. Ida? Ah. Ida. Sì. Ida. Quanti anni c'hai Ida? 24. 24, anche tu li porti bene. Mentre tu? Io ho 26 e il mio nome è Rosa. Rosa, 26 anni. 26. Di Rotterdam. Sì. Perfetto, vero. vi state divertendo, sì? Yeah, molto, è bello qua. Quanto rimanete qui in Sicilia? Quanto rimanete in Sicilia? Settembre. Ah, partiti a settembre. Sì. Quindi tutta l'estate sarete qui. Una settimana. Perfetto, allora ci vedremo spesso perché noi facciamo le discoteche Strano Umore Siciliano by Night. Con la TV ci vedremo stesso. Rosa? Va bene. Va bene. Va bene, ciao. Attenzione, una coppia che si vuole dichiarare in TV. Ciao, ti chiami tu? Gabriele? Gabriele, e tu? Daniela. Allora, Gabriele e Daniela, siete fidanzati? Non ancora. Non ancora. E allora, raccontami questo discorso, come mai non siete fidanzati? Il discorso è che lei è attratta da gente che comunque non la merita, è così, tutte le pop star che vede in giro, invece non ha bisogno di persone semplici, genuine e sincere e brave come me. Certo. Chiedi la sua opinione. Allora, Daniela. Lui è molto simpatico, socievole. Ma non è il discorso che lui non sia una persona adatta a me, il discorso è che io non sono ancora pronta ad affrontare una storia seria. Esatto, perché praticamente Gabriele da te vorrebbe una storia seria. Esatto, perché dopo aver affrontato una brutta storia, Certo. una lunga e brutta storia d'amore, ho bisogno di un periodo di pausa. Certo, mi sembra anche giusto. Non per Gabriele, perché comunque è una persona meravigliosa che col tempo io Certo. possibilmente Ma apprezzerò. non toglie, attenzione, non toglie questo che tu a Gabriele non lo possa frequentare. Anzi, giusto? anzi. Per cui tu lo frequenterai in Esatto. attesa che Gabriele magari possa avere una risposta positiva da parte Esatto, tua. è proprio Ok? così. Sì. Allora gli dai un bel bacino? Certo. Davanti ai telespettatori? Bravi, un bel applauso? Bravissimi. Allora attenzione, c'è qui un'altra coppia che vuole dire qualche altra cosa in TV. Ciao, ti chiami tu? Emanuele. E tu? Giulia. Emanuele e Giulia, siete fidanzati? E io mi chiamo Filippo. Filippo naturalmente è un amico. Da 6 mesi ancora. Siete fidanzati da 6 mesi? 6 mesi. Di dove siete? Di Mazzara? Mazzara del Volta. Allora, cosa volete dire in TV? Che io l'amo Ci avevo tantissimo. tantissimo, comunque. Abbiamo una storia d'amore molto importante. Mi fa piacere questo. Anche perché le storie d'amore al giorno d'oggi non è che durino molto. No, infatti. Già 6 mesi e insomma infatti. la cosa vuol dire che è seria, giusto? Sì, siamo abbastanza Conosciuti lì. così e poi è sbocciato l'amore. È sbocciato il colpo di fulmine. Sbocciato, sì. Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti via internet. Via internet. Sì. Sì, addirittura, sì. Attenzione, una notizia importante, Gabriele e Daniela stanno per fidanzarsi, vai! Bravi! Qui vicino a una stupenda ragazza, bellissima, si chiama Francesca. Ciao Francesca. Di dove sei? Di Mazzara. Di Mazzara, quanti anni c'hai? Troppi. Troppi? 26. 26, sono troppi, sei giovanissima, dai. Ma un Ha pochettino. molto che lavori qui? Da poco. Da poco quanto? Una settimana? Sì, una Te la settimana. passi? Sì, Ti sì. piace? Sì. L'ambiente dei giovani, discoteca. Bellissimo. Fai la barman praticamente. Sì. Sei bravo, ho visto che è vicino a un'altra bellissima ragazza, si chiama Piera. Ciao Piera. Ciao. Che fa anche la barman anche lei? Quanti anni c'è? Veramente. 25. 25, come vedete. Ad agosto. Ad agosto ancora deve fare 25 anni, occhio. E Piera praticamente fa la barman qui alla discoteca Cartibubo di Tre Fontane. Mhm. Te la passi? Quanto tempo è che lavori qui? Da quando è aperto? Ah sì? Davvero? Complimenti.
Complimenti, ho visto che sei brava anche te a fare la barman. Ti piace questo lavoro? Sì, perché si vede, Abbastanza, lo fai con passione praticamente. Molto. Stasera c'è stata bella confusione di gente, molti giovani. La serata è finita bene. Naturalmente vi faccio salutare anche da un grosso amico delle discoteche. Ciao ragazzi, vi aspetto tutti sabato, Esatto, come ti chiami? Io Domenico Tristicchi. No, è così. Domenico Tristicchi vi aspetta tutti sabato, solo a Batida. Solo Tu Batida. sarai lì. Perché c'è un grande ambiente, cioè È un ambiente grande, proprio- no, grande gente, capito? Quindi per una cosa questo bella. lo stimo molto e quindi Certo. mi piace. Va bene, allora ascolta Domenico, in Sì? questo momento i telespettatori ti staranno guardando. Oh, ma io saluto a tutti allora. Cioè, vuoi dire qualcosa magari a quelle persone che ti stanno guardando? Vi aspetto tutti i sabati e mercoledì al Batita, ragazzi. Perfetto. Mi raccomando, divertimento assicurato, ragazzi. Esatto, vi aspettiamo. Divertimento assicurato, proprio vi aspettiamo. Al massimo. Vabbè, normale. Dai. Cioè. Dai. Va bene, un grosso ciao da Alberto e un grosso ciao anche da Domenico. Grande ragazzi, Ciao, vi aspetto ciao. tutti. Ciao. Peppe Nuccio, uno degli organizzatori praticamente di queste discoteche che noi andiamo girando sabato per sabato, settimana per settimana, in questa nostra bella rubrica Strano Amore Siciliano by Night. Ciao Peppe. Buonasera, Amori. Allora Peppe, un messaggio che vuoi dare ai telespettatori praticamente che vorranno seguirci in queste serate? Allora, vi aspetto in tutte le nostre serate della provincia di Trapani. Organizzeremo ogni sera un evento in spiaggia, in vari locali, ancora le date da stabilire. Comunque una cosa che vi volevo dire di arrivare in discoteca un po' prima, cioè non arrivare alle 3 di notte. Esatto, anche perché questa sera è cominciata davvero tardi. Sì. La serata. È finita bene comunque. È finita bene. Ci siamo divertiti, abbiamo intervistato tanta bella gente Sì. e soprattutto abbiamo ballato tantissimo. Sì, molto. Va bene, per cui amici telespettatori seguiteci sempre, soprattutto in questa bella rubrica Strano Amore Siciliano by Night. Uno ciao da Alberto Lì per Strano Amore Siciliano e uno ciao anche da Peppe Nuccio. Ciao ciao. Baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on. Ed eccoci qua amici telespettatori, termina qui la nostra rubrica Strano Amore Siciliano by Night. Alberto Liberi vi rinnova l'appuntamento settimana per settimana su questa rubrica. Un grosso ciao da Strano Amore Siciliano, un grosso ciao anche da Piera, Basisia, Francesca. ciao, a dopo, ciao.